Eccoci qua, mister, un 1-1 che potrebbe andare bene se consideriamo che siamo in trasferta, rimaniamo imbattuti, questa è la nota positiva, però essendo andati in vantaggio, avendo il Treviso poi alla fine vinto col Porto-Mansuè, abbiamo perso un'occasione del secondo posto a un punto dalla prima. Sì, guardando la classifica il rammarico aumenta perché oggi i 3 punti ci portavano a un punto dal primo posto. Però oggi sapevamo che sarebbe stato difficile e su questo campo hanno sofferto tutti, soffriranno tutti. È una squadra ostica che corre tanto, che ti concede poco e quindi il punto va bene. Peccato perché passi in vantaggio e con più personalità, più attenzione la potevamo e la dovevamo portare a casa. Per questo sono un po' arrabbiato, perché ancora qualche leggerezza la paghiamo, però i ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo trovare ancora determinate giocate, è chiaro che andiamo avanti, la soddisfazione è quella di essere ancora imbattuti, considerando che qui lo Pitergino ha preso 3 gol, nel Porto-Mansuè ha vinto 1-0 e hanno sbagliato il Lovispresiano un rigore al 92esimo, quindi non è facile per nessuno. Detto questo, potevamo fare meglio. Allora, l'impressione è che una volta in vantaggio il Portogruaro già in due occasioni è sembrato che smettesse di giocare o giocasse diversamente, forse è questo che penalizza, la condizione psicologica quasi si ferma la giocata, insomma, la fantasia. Sì, forse è vero, dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo in queste occasioni uccidere la partita, abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, dove il cross è arrivato un pelino lungo, dove potevamo fare il 2-0. Questo ancora ci manca, di ammazzarle queste partite, perché come dici tu non è la prima volta che passiamo in vantaggio e poi alla fine gli altri reagiscono giustamente e poi pareggiano. Dobbiamo migliorare tantissimo sotto questo punto di vista, però andiamo avanti, i margini di miglioramento sono tanti, siamo lì, siamo tutti lì e quindi domenica un'altra battaglia, un girone difficilissimo quest'anno, quindi dobbiamo solo lavorare e pensare con umiltà alla prossima partita. Sì, allora accudiamo proprio sulla partita domenica con l'Union Sile che non so cosa abbia fatto oggi, prima era ultimo, non vorrei che si prendesse la partita sotto gamba perché insomma chi viene al Mecchia viene per fare la partita della vita quasi. Insomma. Sì, è vero, quindi nessuna partita si può sottovalutare, quindi daremo tutto per ritornare a vincere, per dare una bella scossa alla classifica e da martedì ricominciamo. Grazie, mister. Grazie mille.